Beh, innanzitutto questo è un investimento che abbiamo fatto, è un investimento che fa parte di un progetto più ampio, iniziato già lo scorso anno con l'acquisizione di una macchina simile a 6 colori, più vernice, che si imponeva per una questione di qualità e anche di competitività. Diciamo che il mercato delle macchine da stampa si evolve, dà performance sempre maggiori e quindi Grafica Antiga è chiamata ad avere in casa queste macchine per poter, diciamo così, essere protagonista nel mercato. Questa 10 colori, macchina di cui stiamo parlando, arriverà a breve ed è una macchina che consente di stampare fronte e retro contemporaneamente, quindi una 10 colori che tecnicamente ci consente di stampare fronte e retro di un lavoro, diciamo, in maniera continuativa. Questo significa ovviamente abbattere i tempi, avere una qualità ovviamente molto elevata e questo investimento ci piace particolarmente perché tiene conto anche di una filosofia di ecosostenibilità. Ecosostenibilità che si concretizza in questa macchina in particolare per quanto riguarda proprio la progettazione di una macchina che sarà una delle cose che in futuro dovremo sempre di più tener conto nel nostro reparto produttivo. È una macchina che fondamentalmente ha consumi ridotti sia di energia, consumi ridotti anche di liquidi di lavaggio, di conseguenza minor costi per quanto riguarda l'immissione dei liquidi e soprattutto minor smaltimento di questi liquidi, e questo tutto a favore dell'ambiente. Pensi che questa macchina ha anche un forno di asciugatura all'uscita che mediamente è fatto in 4 stadi. Questi 4 stadi tecnicamente montano proprio delle resistenze che devono asciugare l'inchiostro, e nello specifico questa macchina ha i primi 2 stadi tradizionali, i secondi 2 fondamentalmente recuperano il calore emesso dai primi 2. Questo significa avere veramente un concreto abbassamento del consumo. Diciamo che per noi l'ecosostenibilità è un mondo un po' più ampio, perché gli obiettivi che ci siamo dati sono obiettivi che riguardano non solo l'impatto ambientale del sito produttivo, con tutte le certificazioni che da tempo abbiamo, con il fatto per esempio che abbiamo circa 15.000 metri quadrati di pannelli solari sopra a questo stabilimento che producono circa 700 kW, significa avere la possibilità di attaccare 200 case, perché se considera che il contatore medio è di 3,5 kW, con 700 noi potremmo alimentare 200 case. Questa è una delle cose che abbiamo fatto già in passato e che oggi tra l'altro torna prepotentemente a vantaggio di minor costi, diciamo così, da sostenere per l'energia. Quindi questo è forse il più importante dal punto di vista proprio di impatto ambientale, ma anche l'energia che compriamo, abbiamo un progetto di portarla totalmente acquistata da energie rinnovabili. Quando poi si parla di ecosostenibilità in senso un po' più largo, e qui cito anche il bilancio di sostenibilità che noi abbiamo fatto uscire lo scorso anno, il bilancio di sostenibilità fondamentalmente copre una sfera più ampia che, ripeto, riguarda sia l'impatto ambientale con queste innovazioni che le raccontavo, poi riguarda anche la governance, quindi una governance che sia predisposta per portare avanti i principi di ecosostenibilità, quindi una governance che per esempio ha all'interno un comitato dell'ecosostenibilità che non solo si informa ma partecipa anche alle decisioni strategiche affinché diciamo, ci sia un percorso che porta a tenere la rotta su questa cosa che noi abbiamo ovviamente da tempo intenzione di portare avanti. E poi c'è anche l'aspetto un po' di quello che l'azienda fa in campo culturale, di impatto con il personale, quindi oltre al codice etico che noi abbiamo ovviamente per regolare i rapporti di discriminazioni sociali, religiose e altro, diciamo c'è anche l'aspetto per esempio della tipoteca. Tipoteca noi oggi la vediamo come un'estensione culturale di Grafica Antiga, ma che impatta fondamentalmente su quella che è la comunità, e quindi portiamo avanti dei progetti che siano volti al benessere, diciamo così, della società.